Fischia. Bene. Buonasera. Fegerinci un italiano. No, io e Lino si chattato le ultime volte dal 99 fuochi colonos. Cultura di Science fa e decido che sarà la prossima Cultura di Science. Comunque non saremo in pensione. Speriamo di oggi c'è modo, dai, su. Allora, di dove Tacchino? Tachin col d'indice, Tachin con una vilotta e una vore modernizzate, facendo la strada esattamente all'opposto. Dopo cercare di dall'origine, diciamo che sono una cosa che chiamano. Ma facendo un esempio, diciamo che si può arrangiare secondo in quel che può essere un po' il gusto moderno, ma a stesso tempo anche recuperando un ticchino gli aspetti tipici di questo. Ascoltare questo piccolo arrangiamento fatto così con la chitarra e il tamburo, ma poi della chitarra acustica, poi una chitarra elettrica, poi del tamburo e una batteria, non cambierà fondamentalmente il spirito dell'operazione. Il Troy di Bride, il Troy di Bride, il Troy di Bride, la calè via fa l'amore. Non è mai stata ploia, non è mai stata ploia, non è mai stata ploia, che il buon team non sei tornato, neanche un pur di malevoia, neanche un pur di malevoia, neanche un pur le voce che non sei di consolare. Ciol mi man, ciol meninina, ciol mi man, ciol meninina, ciol mi man, ciol meninina, che io ti do di mangia ben, e a mi sti ti do i wainis, e a mi sti ti do i wainis, e a mi sti ti do i wainis, e alla sera un le. Tacche, dai. Allora, il discorso che avevi di fare come che tra la canzone di prima cercare di canzone perché il termine vilote in realtà è un termine che è stato messo d'ogni a partire di un par di secoli fa che però dicono che la int prima di Zorut è stato il poeta che dicono così che l'ha dato il nome proprio di Vilote è diventato famoso grazie a lui, ecco. In realtà prima si chiamava Inchianzo Danzis
il termine Vilote è stato così, alla giovata in qualche maniera, alla contribuito al team, a dare un'idea di che stianto, ne vuole bucolico, ne vuole in qualche maniera rassicurante, la che in qualche maniera non succede mai nulla di veramente interessante. Per questo aspetto volevo contare due robe, però prima dius che un degli aspetti importanti della Vilote è quel che hai fatto io prima, hai cantato Vilotes diverse, hai cantato anche che dalla Swaines, che in realtà avevano cantato con la musica dall'allegria dei giovani di solito. E questo sta a spiegare subito che tutti i canti popolari furlans avevano queste possibilità di intercambio di musica e di parole. Questo ha permesso un sviluppo incredibile di una banda di testi e di altre bande di melodie popolari. Tanto è vero che gli stessi testi, le stesse quartine, di paese in paese cambiava musiche, per cui ogni paese la cantava a sua maniera, e che succedeva spesso che no, la cantin così, che chi è che giuste, perché loro in quel paese la cantavano in una maniera. Qualcheduna di queste, tipo l'allegria, è conosciuta un po' dappertutto con le stesse musiche. In realtà, però, questo scambio di musiche e di parole è un degli aspetti fondamentali. Il termine tecnico è automeles. E la Dajewski, che è stata una grande ricercatrice e studiosa dei canti popolari furlans, aveva già a suo tempo, quindi Chiacarin alla fine del Vocent, individuato questi aspetti tipici nostri. Come io hai mangiato un radio, hai mangiato un radio, hai mangiato un radio e pascari un po' clavo. E come che ho la sclarita, e come che ho la sclarita, e come che ho la sclarita, vuoi fa un canto al mio muro. Foi la ring, la ring, la le, foi la ring, la ring, la le, foi la ring, la ring, la le, foi la ring, la ring, la la. Hai mangiato un radio, hai mangiato un radio, hai mangiato un radio e pascari un po' clavo. E come che ho la sclarita, e come che ho la sclarita, e come che ho la sclarita, vuoi fa un canto al mio muro. Ciribiribin domani è festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin si passa l'ora, ciribiribin a fa l'amore. Ciribiribin domani è festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin si passa l'ora, ciribiribin a fa l'amore. Domani è festa, non si lavora, si passa l'ora a fa l'amore. Col Bugul a funzione ne vorrebbe bene, secondo me, perché c'era esattamente la voce fa l'amore con la notte dal Bugul. Quindi suonando il Bugul e cantando Vilotes, questo discorso di padre Pellegrino Ernetti potrebbe tornare utile, interessante. E la mia sensazione è che effettivamente questo tipo di melodie, che sono la gran parte dei nostri canti popolari antichi, avevano questo carattere qui, sono veramente leati a questo modello greco che è antico, che in qualche maniera siete sopravvissuti in queste zone qui, che è conservativa per questo aspetto, e magari in altre bande dall'Europa no, e quindi avevano obiettivamente un valore in più,
un lavoro quindi un aspetto, un lavoro peculiare, particolare della nostra cultura musicale, della nostra tradizione musicale. Un altro esempio, per esempio una villotte classiche, c'è tanto conosciuta, Bielvinin dall'Ungheria. Ecco, c'è chi cantate sul modo doric, quindi finendo con la nota del bugul che è sempre che dalla voce. Bielvinin dall'Ungheria, la chiatai sul lavador, abbandonai la compagnia, mi mettei a far l'amore. Abbandonai la compagnia e mi mettei a far l'amore. Questa è quanto? No, mi è finita, beh, orde. Sai che siamo a San Florian a fare la gara da lame? E che Fur di iglesia e provi a fare un amen lungo che arriva di più, insomma. Chiami perché siamo a gara da lame. Praticamente la ciavano, come lo dite il papel, no, che lamen tan lungion, che biassa qui le ies, se no avanti al fogheron. Cioè, avanti, via, le butti su così. Le butti su così. C'è fatto, mo? Come facciamo un'altra villotta, queste volte lo facciamo con questa specie di godine, che in realtà questa non è una godine, è un cister, o anche sittern, è un strumento un po' più elaborato dalla godine probabilmente di Hermes di Coloret e dal colachon che lui usava e che i teams col plettro. Il colachon era uno strumento un po' simile a questo, simile a un liuto antico che si droppava a tre quartes. I coros erano praticamente stesi che tre quartes basse che sono dopples, no? Perché sono dopples quartes, però il suono è sempre quel, no? Su che tre quartes basse il colachon disegnava tutte le melodie che si cantava con la voce. Erano strumenti rudimentali, tutti strumenti a tre quartes, pensiamo all'iron, pensiamo alla lira calabrese, pensiamo a altri strumenti, insomma il sax probabilmente, anche strumenti che sono attorno al monte, a tre quartes, insomma la perfezione, il tre è perfetto, per cui non conventa res di più in realtà per suonare villotte di tre quartes, però gli strumenti che si avvicinava più a questo strumento antico mi interessava che non hai purtroppo, è che che strumento qui che ho comprato da un liudare scozzese che si chiama Freshwater, Aghe Fresche, che sarebbe che avresti bisogno di tutti snutchi. Poi io manco. E allora Davide Aghe Fresche, bien come David Freshwater ha fatto questo strumento qui e si presta un lavoro bene per cantare villotte. Si fa ascoltare come una veramente bellissime villotte che ecco un chant, perché torniamo al discorso di prima, si trattava di chants o danzis, questo era spesso quando la Inta cantava e Inta ballava, cioè facevano le due robe a insieme, come sono due robe lontane, ma una volta cantavano, suonavano un bugul, battevano un tambur e magari ballavano anche insieme in mezzo dal chant o così. Questo era il sistema di vivi la musica in maniera fisica che avevano una volta, non erano robe lontane tra loro, ecco. Nos din la buena sarà, nos din la buena gnot, tornarem domani sarà, lui adora Dio Signore. E compatinus ra, se castiant nos ha plagiut, tornarem domani sarà, cantarem al vostre mur.
c'è mut che voglierà, che come la mia stagione non puoi schiantare. Quando sei vecchio ra, ne cale biel, ne cal parbon. Patinus ra, se che stiant nos ha plagiut tornarin, domandi sarà cantarin al vostro mondo. Di questa villa van a tora 3 a 3, color lo in tassa che non sa mai c'era che poi la lelile, poi la lelile non sa mai c'era che. Fantasti questa villa assi l'auto in 10 grandi, quanche grande la salata sotto un bar a stando il quagno, poi la lelile sotto un bar a stando il quagno. Il re di placia non si sa c'è manca là, gli è colato il pel da barba cui sa quando e tornerà. Poi la lelile, cui sa quando e tornerà. Non stave tanta bravura perché i pote di bregons lo ha su perché i palatiasa e in che c'è botons. Poi la lelile, poi la lelile là. Fantacine che fantazza saranno ben, sulla faccia di vagina sono in tassa come il fen. La la le, poi la leri le, poi la leri la. Questa villa van a tora 3 a 3, color lo in tassa che non sa mai c'era che. Poi la leri le, non sa mai c'era che. Soy la parla ya tale, yo soy la parla ya tale, ai ya tats in doi dilo. Erin la sulla cinice, rin la sulla sulla cinice ca fage A fase di sé. Io sei là per la chiatale, facciamo insieme, noi è difficile. Io soy là per la chiatale, io soy là. Io soy la parla tale ai già in doi di Un monte di pluie spesso e volentieri. eri là sulla cinice
dormivis tagnoie. Tu eri la me speranze, il mio agnul benede. Un'ora prima di lasciarsi il tocco l'era già lontano. Una trifuna trecchiase, un altriet ti sta spietando. Un'ora prima di lasciarsi ti chialavi con passione. Ti hai bussato una volta, prendila via lontano. Ti hai bussato una volta, prendila via lontano. Grazie. Grazie. Lino Straulino. Stefano Montello. Grazie. Grazie Stefano, grazie a tutti. Luigi Legnot. Grazie.